Si è svolto il congresso provinciale di Forza Italia, eletto coordinatore l'onorevole Riccardo Gallo, che subentra a Margherita La Rocca Ruvolo. Si chiede un tavolo del centrodestra per le prossime consultazioni di secondo livello per l'elezione del presidente del Libero Consorzio di Agrigento. Nasce a Enna il Grande Centro, nuova formazione politica costituita dalla Galla, Lombardo e Miccichè. Fratelli d'Italia riunisce per la prima volta il coordinamento cittadino. Ottimo il riscontro delle giornate fa in città, si ricordano oggi le vittime di mafia alla chiesa San Pio del villaggio Peruzzo, alla presenza del vescovo Damiano. All'Addolorata si prosegue il cammino di Quaresima in arrivo alla reliquia delle spine di Gesù Cristo. Il sindaco di Siculiana Zambito presenta la manifestazione a Imola che si è svolta in occasione in memoria di Ayrton Senna, di origine siculianesi, consegnato l'albero genealogico al nipote Bruno. A Licata rubate oltre 100 litri di carburante a un'azienda di trasporto, a Ravanusa tranciati i tiranti di un vigneto. Successo per la mezza maratona ieri che si è svolta ad Agrigento, oltre 1000 iscritti. Il Cassum Favara perde in trasferta con il Siracusa, panoramica della domenica di calcio. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di inizio settimana, oggi lunedì 24 marzo. Si è concluso ieri il congresso di Forza Italia provinciale che ha visto l'elezione di Riccardo Gallo come nuovo coordinatore del partito azzurro. Gallo subentra alla dimissionaria Margherita La Rocca Ruvolo. L'evento si è svolto presso l'Hotel De Pini a Porto Empedocle alla presenza del coordinatore regionale Marcello Caruso, dell'onorevole Stefano Pellegrino, capogruppo all'Asse, e dell'onorevole Michele Mancuso. Noi abbiamo seguito il congresso. Nuovo congresso, oggi vi stiamo vedendo tanta gente per la nuova guida del partito ad Agrigento che sarà lei. Sì, non è cambiato nulla, è una cosa concordata con l'onorevole Ruvolo, perché io e l'onorevole Ruvolo siamo la stessa cosa, è una continuità di un programma che abbiamo fatto nelle regionali, le europee e le prossime amministrative e le politiche che ci saranno. Non è cambiato nulla, è la stessa persona, anche si scrive Gallo, si legge Ruvolo. Nelle provinciali c'è un tavolo regionale, se poi ora verrà il Marcello Caruso, segretario regionale, parlate con lui, quello che deciderà il tavolo regionale noi ci adegueremo ovviamente. Parla di questo accordo col PD. Ma se parliamo ancora c'è una trattativa regionale, io del PD non ne so nulla, quindi penso di andare avanti con una serenità, una Forza Italia viva come vedete e con una serie di alleati che se c'è una sintesi, ma ripeto, di un quadro regionale si va avanti e le regole si rispettano. Congresso provinciale oggi qui ad Agrigento, quale sarà il nuovo corso del partito con la nuova segreteria? Ma il corso continua e siamo in una situazione e in un contesto dove quello che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti, una segreteria che ha lavorato, che ha prodotto, che ha fatto i tesserati. Siamo per la provincia di Agrigento, sono oltre 3.600 tesserati, non abbiamo ancora il dato degli online, sappiamo soltanto quelli che abbiamo mandato noi, quindi penso che è un dato più che soddisfacente che mantiene quella percentuale alta di Forza Italia, la più alta in Sicilia. E abbiamo lavorato in sinergia, io e l'onorevole Gallo e tutta la squadra. L'avvicendamento di oggi altro non è che un proseguire sulla stessa linea, con l'unica differenza che la sottoscritta, oberata da troppi impegni, il primo fra tutti è il tempo che mi assorbe il Comune, il tempo che mi assorbono le due commissioni di cui faccio parte, sia la bilancio come vicepresidente che la sanità, quindi gli impegni istituzionali, a cui si aggiunge purtroppo anche, non purtroppo, meno male devo dire, il tema famiglia. Io non ho una famiglia che risiede in Sicilia, quindi ogni tanto anch'io ho diritto nel fine settimana di raggiungere le mie figlie e mio marito.
Tutto questo alla luce di una serie di valutazioni che ho fatto mi hanno indotto, e lo avevo già anticipato nel congresso, nell'incontro di Natale, negli auguri di Natale che abbiamo fatto, che proprio per dare questa, diciamo, marcia in più, se così vogliamo dire, nel fatto che bisogna girare i territori, bisogna essere presenti, bisogna, diciamo, spostarsi verso la periferia, e quindi questo prevede una costanza non indifferente che io in questo momento non posso garantire. Lo posso garantire tutti i giorni o tutte le domeniche o tutti i fine settimana. Per questo motivo con l'onorevole Gallo e con il direttivo del partito abbiamo pensato che fosse opportuno proprio dare la possibilità a chi invece questo tempo e questo spazio lo può riempire di farlo. Quindi oggi faremo questo congresso provinciale con diciamo, tutte le soddisfazioni che sono legate a risultati, ripeto, che sono sotto gli occhi di tutti. Peraltro in democrazia, lo sappiamo tutti, conta il consenso, contano i voti, e noi, penso sia io che l'onorevole Gallo, a parte il discorso della direzione provinciale, lo abbiamo dimostrato anche nelle tornate elettorali che ci hanno visto impegnati. E non voglio fare ancora una volta la cronistoria, però se serve la facciamo, dalle amministrative dove ho avuto la mia riconferma e i miei cittadini sapevano e sapranno che sono Forza Italia, alle regionali, dove io e l'onorevole Gallo abbiamo avuto il massimo dei consensi, alle europee, dove siamo scesi in campo 15 giorni prima che si chiudessero le liste, e abbiamo fatto, diciamo, un lavoro credo egregio, con oltre 30.000 voti per quanto riguarda il risultato portato. Quindi il lavoro non finisce, l'impegno non termina, stiamo cercando di dare maggiore linfa a questo partito e di essere in provincia e di fare in provincia la differenza. Riguardo alle elezioni provinciali, cosa bolle in vento? Allora, per le elezioni provinciali ancora non ci sono, diciamo, leggo i giornali anche questa mattina, accuse, diktat, eccetera, eccetera. Siccome però anche per quanto riguarda le elezioni di secondo livello contano a questo punto i numeri e contano i consiglieri che abbiamo, stiamo facendo una valutazione su come al meglio organizzarci per dare il nostro contributo anche a livello provinciale. Si parla di un accordo col PD. A me questo ancora non risulta, quindi quando sarà ufficializzato questo ne parleremo. Onorevole Pellegrino, oggi qui ad Agrigento per questo congresso provinciale di Forza Italia, un partito che ad Agrigento è cresciuto a dismisura. Sì, assolutamente cresciuto, è effervescente, c'è molto fermento, si vede anche dai partecipanti, si vede anche dall'umore, si vede anche dai sorrisi, e mi pare che sia in assoluta sintonia con quello che è il clima nazionale, questo aumento a dismisura dell'attrazione del partito, anche per via di tutte le riforme. Ieri c'è stata una convention a Palermo sulla riforma della giustizia, molto seguita, molto partecipata, con molto interesse, perché la riforma delle riforme, io sono avvocato come Nino Graziano è pure avvocato, molti siamo avvocati, ed è una riforma che non è una riforma della politica, ma è una riforma dei cittadini. E noi adesso sono assolutamente contento di poter fare da padrino al nuovo segretario provinciale di Agrigento, nella mia qualità di presidente del gruppo parlamentare all'Ars di Forza Italia. Assolutamente sì, ma non solo, un partito che continua ad essere sempre più attraente e che rappresenta il centro moderato di interesse a tutti coloro i quali si vogliono avvicinare alla politica. La presenza oggi di tante persone, di tantissimi giovani e donne, nella testimonianza, e attraverso i congressi che si costruiscono le classi dirigenti che poi vengono affidate alle istituzioni. Quindi siamo veramente contenti di questa e i coordinatori vetrina provinciali dei partiti, Adriano Barba per Fratelli d'Italia, Antonietta Vita per la DC, l'onorevole Anastasio Carrà per la Lega, Totò Carlisi di Noi Moderati, attraverso una nota affermano: auspichiamo l'unità del centrodestra, presto un incontro. Il prossimo 7 aprile saremo chiamati come forze politiche a presentare le liste ufficiali in vista dell'importante appuntamento elettorale delle elezioni provinciali in programma il 27 aprile.
Alla luce delle indicazioni del tavolo regionale, nella qualità di segretari provinciali di Fratelli d'Italia, Democrazia Cristiana, Lega e Noi Moderati, abbiamo ricevuto il mandato di stilare le liste elettorali utilizzando per ciascun partito il simbolo di riferimento. L'unità del centrodestra è l'unica via per una vittoria netta della nostra coalizione, che condivide con successo un comune percorso politico-amministrativo. Auspichiamo un incontro con tutte le altre forze del centrodestra al fine di individuare per la provincia di Agrigento un candidato presidente unitario a supporto di una proposta politica coerente con la maggioranza che sostiene il governo Meloni e il governo Schifani. Presentato a Enna Grande Sicilia, il nuovo movimento politico fondato da Gianfranco Miccichè, Raffaele Lombardo e Roberto Lagalla. I coordinatori e tutta l'ossatura del movimento saranno definiti nei prossimi giorni. I colleghi hanno seguito l'evento. Sala gremita ieri a Enna per la presentazione della nuova creatura politica di Roberto Lagalla, Raffaele Lombardo e Gianfranco Miccichè. Presente il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e l'invitato d'onore al convegno inaugurale Renato Schifani. Dopo il lancio del nome del simbolo, Grande Sicilia punterà a individuare coordinatori. Si mira a rafforzare un'area di centro stabile ed efficace per la politica regionale. È impossibile colmare il vuoto, perché il vuoto riguarda il tutto, perché la politica manca. Noi ne occuperemo un poco, facendo riferimento ad alcuni valori, ad alcune esperienze, ad alcune culture. Se poi saremo capaci, se saremo convincenti, occuperemo il vuoto che purtroppo la politica da qualche tempo a questa parte dice che manca tutto la politica? Che vuol dire? Perché dov'è la politica? Dov'è il confronto? C'è forse ordinaria amministrazione, quotidiana amministrazione, ma io non vedo ispirata da quali valori, molto spesso per carità con le giuste eccezioni. Noi abbiamo 3 esperienze, 3 valori e 3 culture che si mettono insieme senza nessuna presunzione. Non vogliamo sicuramente occupare spazi altrui, ma riteniamo che abbiamo, se sappiamo lavorare con la collaborazione di tanta gente che ci crede, che crede alla politica, abbiamo dinanzi a noi spazi molto ampi. Gli spazi che sapremo occupare nella misura in cui tradurremo in azioni concrete e in azioni di buon governo la nostra capacità. Non mi preoccupo, nel senso che ho sempre fatto quello che mi è sembrato giusto nella vita, e anche questo. Queste proposte, per cui quello che ho fatto poi lo vedremo. Io ho grande fiducia, quindi non mi lascio condizionare, al tempo stesso mi condirei, farò di tutto per fare chiarire la mia situazione che è diversa da quella che pone questa. E si è svolta la prima riunione del coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia, presieduta dal coordinatore Paolo Antinoro. Vi hanno preso parte i componenti eletti Salvatore Broccio, Vincenzo Cuffaro, Lillo De Castro, Vincenzo Di Blasi, Giovanni Franco, Marta Passarello, Gerlando Piranio, Gianluca Terrasi e Paolo Vella e la componente nominata dal coordinatore Cinzia Puleri. Presente alla riunione anche Gabriele Navarra, presidente di Gioventù Nazionale di Agrigento. Il neocoordinatore cittadino Paolo Antinoro ha affermato come vogliamo un partito che riparta dal confronto interno su programmi e obiettivi, che sappia trovare soluzioni ma senza mai mediare sui valori su cui si fonda. Con il coordinamento svolgeremo una delicata funzione di raccordo tra i cittadini e il partito, diventando punto di riferimento per l'attività politica dei nostri eletti, continuando a influenzare positivamente il panorama politico anche in ambito locale. In questo primo incontro abbiamo voluto condividere le nostre idee sull'attività che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi. Questo quanto dichiarato da Paolo Antinoro, neocoordinatore di Fratelli d'Italia. Grande riscontro delle giornate FAI in città, che si sono svolte nelle giornate di sabato e domenica. Tra i luoghi inseriti nelle visite FAI, la caserma Biagio Pistone, storica sede dell'Arma dei Carabinieri, la biblioteca lucchesiana, il giardino della Colimpetra, il giardino botanico, Villa Genuardi e la biblioteca La Rocca. Le interviste. Un bilancio delle giornate FAI ieri e oggi qui ad Agrigento che stanno andando bene come riscontro, Presidente.
Sì, secondo me è un ottimo risultato su tutti i beni, devo dire. È un regalo che noi facciamo ad Agrigento Capitale e credo che ognuno di noi debba fare qualcosa e il FAI la sta facendo sia su Agrigento, su Favara, su Cattolica Eraclea. Sono giornate anche per festeggiare i primi 50 anni di civile servizio del FAI e poi diamo uno sguardo anche all'Europa in questo momento in cui a livello internazionale purtroppo la situazione è difficile, però guardiamo principalmente i giovani. Siamo molto soddisfatti anche dell'incontro con i giovani, specie nella giornata di ieri, un po' in tutti i siti. Notiamo questo interesse dei giovani anche a dimenticare per un attimo i cellulari e quindi poi a incontrarsi, questo bagno di realtà che stiamo trovando e che è motivo di emozione. Uno dei luoghi più visitati? Devo dire la Lucchesiana sicuramente è uno dei luoghi più visitati anche perché c'è stato un ritorno a livello nazionale, Marco Magnifico ne ha parlato nella conferenza stampa nazionale, però devo dire un po' tutti, ieri dai Carabinieri c'erano molti ragazzi, c'erano nei due giardini, Villa Genuardi e anche al Giardino Botanico, ci sono qui anche alla Biblioteca La Rocca, quindi diciamo che l'interesse... Geneacon è una delle guide qui alla Biblioteca La Rocca, in queste giornate FAI? Sì, è sempre un piacere partecipare alle giornate FAI, sia come delegata del FAI ma anche come insegnante, perché per i ragazzi è sempre una festa. Li vediamo felici di contribuire, insomma, al patrimonio locale, di apprezzare, vediamo che riescono effettivamente a capire, a comprendere i beni di cui sono circondati e riescono a comunicare questo ai visitatori. Quindi sono molto contenta anche e soprattutto come insegnante per i miei studenti del liceo classico e musicale Empedocle che hanno partecipato con entusiasmo come ogni anno. Il 22 e il 23 marzo abbiamo avuto l'apertura straordinaria di questo luogo dell'edificio ex archivio notarile che ospita la biblioteca e l'archivio storico, dove sono conservati e custoditi documenti della città di Agrigento che abbiamo messo in mostra e reso disponibile alla città, ai visitatori per conoscere la nostra cultura, la cultura da tutelare, da scoprire e da tramandare alle generazioni future. Abbiamo messo in mostra anche nell'archivio fotografico gli album delle foto storiche di Agrigento che sono state pure apprezzate, molto apprezzate dal prefetto nella giornata di sabato. Continuano ancora le visite, molti veramente rimangono sbalorditi dal patrimonio che conserviamo in questo luogo. Un bilancio di questi 2 giorni, la vostra caserma dei Carabinieri è stato uno dei luoghi più visitati. Sì, un bilancio assolutamente positivo, abbiamo accolto tantissimi studenti, tantissimi giovani, tantissimi cittadini e anche turisti che hanno potuto apprezzare non solo la bellezza del Palazzo Padalà, ma anche hanno potuto scoprire le attività svolte dall'Arma dei Carabinieri nel territorio, nonché anche visitare la mostra fotografica realizzata dall'Arma dei Carabinieri con la Diocesi di Agrigento. Quindi vuol dire che voi siete sempre aperti al territorio? Sì, per noi è importantissimo ed è anche gratificante la risposta dei cittadini in questo senso. Giornata della memoria e dell'impegno e il ricordo delle vittime innocenti della mafia. Questo è il tema dell'incontro che si è svolto oggi presso la chiesa San Pio X al villaggio Peruzzo alla presenza del vescovo Alessandro Damiano, organizzato dal presso scolastico Margherita Hack, diretto da Luigi Costanza. Gli alunni altresì hanno dialogato con Giovanni Tesè, autore del libro su Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia. A moderare l'evento è stata la collega Chiara Ippolito. Noi abbiamo seguito il convegno. Oggi si vuole ricordare, in occasione proprio della memoria, una personalità siciliana uccisa dalla mafia, che fu il fratello attuale del presidente Mattarella, con la lettura di un libro fatto dall'avvocato Tesè. Ecco, la scuola ha voluto organizzare questo momento anche in presenza del vescovo di Agrigento. Sì, oggi facciamo questa bella iniziativa, una delle tante, è vero, in ricordo delle vittime di mafia, delle vittime innocenti di mafia, e vogliamo ricordare il nostro ex presidente della regione
Piersanti Mattarella, ucciso barbaramente da mano mafiosa, e ripeto, questo è un momento molto bello di riflessione, di interesse per tutta la scolaresca, e soprattutto ne approfittiamo del libro scritto dall'avvocato De Sé, il ricordo proprio del presidente Mattarella, di cui i ragazzi hanno fatto un'attenta lettura, e oggi ne discuteremo, e portando avanti quei valori di libertà e pace che tutti quanti proponiamo nella nostra attività scolastica. Oggi presente a questa iniziativa si vuole ricordare Piersanti Mattarella qui al Villaggio Peruzzo, in questa iniziativa fatta dalla Plesso Manhattan. Sì, a prolungare, diciamo, la giornata della memoria che ha visto i 30 anni di Libera contro tutte le mafie. Oggi qui si ricorda la figura, in particolare la figura di Piersanti Mattarella, anche lui vittima della mafia, del potere mafioso che, come dire, infestava la Sicilia e la Palermo di quegli anni, e che si è trasformata ma non è finita. Le vittime innocenti della mafia sono tante, quelle quantomeno riconosciute, sono ancora di più quelle reali probabilmente, ma già il 21 marzo sono stati detti 1101 nomi, tra cui Piersanti, Rosario Livatino, Accusio Miraglia di questo territorio agrigentino, e quindi un'iniziativa che aiuta i giovani a conoscere un po' di storia e a prendere coscienza della drammaticità della mentalità mafiosa. Professore De Sé, autore di questo libro che ricorda Piersanti Mattarella, oggi se ne vuole parlare ai ragazzi qui della scuola del Villaggio Peruzzo? Sì, oggi parliamo ai ragazzi di Piersanti Mattarella, ma di Piersanti Mattarella noi diremo quello che Piersanti Mattarella ci ha lasciato, la eredità importante che Piersanti Mattarella ha lasciato non soltanto ai più grandi, ai politici, a coloro i quali si occupano di cosa pubblica, ma soprattutto ai giovani. A Piersanti Mattarella i giovani stavano molto a cuore, lui ha creduto molto nella formazione, perché siamo tutti convinti che la società di domani sarà tale e quale la scuola di oggi, e quindi i giovani, sarà in grado di preparare. Per cui la formazione, i giovani, è importante che abbiano una guida, dei modelli, dei riferimenti. Ebbene, io penso che Piersanti Mattarella possa essere un punto, un modello di santità, un modello di politico, un modello di uomo, un modello di persona da poter essere additato da esempio ai nostri giovani, ai giovanissimi. Una delle cose che io ho voluto sottolineare nella mia testimonianza, nel mio libro Piersanti Mattarella, un politico cristiano, è la felicità che mostrò Piersanti Mattarella allorquanto ebbe a fare una scuola di formazione politica e il 50% dei giovani, dei ragazzi che vi parteciparono, erano i ragazzi dai 13 ai 17 anni. E oggi noi abbiamo qua ragazzi di 13 anni. Sarebbe felice Piersanti Mattarella vedere tutti questi giovani virtuti a partecipare a un evento di questa importanza. Ma oggi lo siamo noi per lui, e quindi quel seme che ci ha lasciato Piersanti Mattarella noi cercheremo di seminarlo bene per creare un mondo migliore.
A sostituire il Papa Francesco, attualmente in convalescenza per i riti della Settimana Santa, ci sarà insieme ad altri cardinali l'agrigentino Don Baldo Reina, di 55 anni, al quale saranno affidate 2 attività di rilievo: la Messa del Crisma del Giovedì Santo. L'attuale vicario della diocesi di Roma celebrerà il giorno dopo anche la Via Crucis al Colosseo in Mondovisione. Don Baldo Reina, originario di San Giovanni Gemini, è stato nominato cardinale in occasione del concistoro dello scorso 8 dicembre. La comunità religiosa prosegue il suo cammino di Quaresima alla chiesa dell'Addolorata, ai 7 dolori della Madonna, con l'annuncio dell'arrivo della reliquia delle spine di Gesù Cristo. Alfonso Cutaia, intervistato da Margherita Trupiano. Alfonso Cutaia, l'Arciconfraternita si prepara a festeggiare la Pasqua, oggi un momento importante nell'ambito dei sabati dei 7 dolori. Cosa è successo? Sì, continuano i 7 sabati, oggi abbiamo avuto il piacere di raccogliere qui in santuario, ci sono venuti a trovare il coro San Gregorio Agrigentino, un momento misto tra fede in cui ci hanno fatto rivivere i momenti della passione con i canti appunto che ci proiettano a quello che è la Settimana Santa. Ancora continuano i preparativi e continuano naturalmente le occasioni per rivederci qui in santuario con altri sabati. Sabato prossimo arriverà la reliquia delle sacre spine, le spine che cinsero della corona di Gesù Cristo, che cinsero il capo. È un momento forte, è un momento in cui invitiamo la cittadinanza a essere presenti, a vivere questo momento con noi. Cosa ha significato la discesa della Madonna qui comunque tra i fedeli? La discesa della Madonna è una tradizione che di anno in anno si ripete, è una magia che viviamo dentro il cuore di ognuno di noi. La Madonna che scende in mezzo a noi, la presenza continua, ci fa vivere, ci fa emozionare sempre di più, ed ogni anno è sempre forte da parte dei fedeli e dei devoti della Madonna. Per noi agrigentini, come è stata intitolata dal Vescovo, la Madonna è la Vergine Addolorata di Agrigento, Regina di Agrigento appunto, perché la Madonna è della città e la Madonna è di tutti. E si è svolta venerdì scorso nella sala museo Checco Costa dall'Autodromo Enzo e Dino Ferrari la terza edizione di Happy Birthday Ayrton, l'evento promosso dal gruppo Torcida Ayrton Senna Italia. Presente anche il sindaco di Siculiana Zambito, che ha consegnato l'albero genealogico al nipote di Senna, Bruno. Il servizio si è svolta lo scorso venerdì nella sala museo Checco Costa dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari la terza edizione di Happy Birthday Ayrton, l'evento promosso dal gruppo Torcida Ayrton Senna Italia con il patrocinio del comune di Imola e dell'autodromo per ricordare il campione brasiliano di origine siciliana Ayrton Senna nel giorno della sua nascita. Tra gli ospiti d'eccezione di questa edizione, che ha richiamato fan e appassionati da tutta Italia e dall'estero, anche Bruno Senna, nipote di Ayrton, ex pilota
di Formula 1, oggi impegnato in attività legate al motorsport e alla sostenibilità. All'evento ha partecipato anche il sindaco di Siculiana Peppe Zambito, affermando: è stato emozionante, scrive in una nota, partecipare alla manifestazione e consegnare a Bruno Senna il preziosissimo albero genealogico, frutto di una lunga ricerca sulle origini italiane del campione di Formula 1, che hanno portato alla nascita della mostra Museo Astro, che racconta le origini di Ayrton Senna. Bruno, aggiunge il sindaco, ha mostrato grande interesse, ha espresso la volontà di conoscere Siculiana e i luoghi delle origini della sua famiglia. Ringrazio Marco Panieri, sindaco di Imola, per l'amicizia e l'accoglienza. Continueremo a lavorare insieme per rafforzare i legami tra i due comuni. Presente anche Luigi Zironi, sindaco di Maranello. Ho accolto il suo invito. Ha proseguito il sindaco di Siculiana Zambito per il 14 giugno in occasione della Notte Rossa, un altro momento importante della festa dedicato alla Formula 1, e per confermare il patto di amicizia tra Siculiana e la città della Ferrari, una serata straordinaria promossa da 3 amici del Museo Astro, Alessandro Rasponi, Mauro Baldini e Pietro Ferrari, che presto torneranno a Siculiana per nuove iniziative. È stata anche l'occasione, conclude il sindaco di Siculiana Zambito, per consegnare una targa al fotoreporter Marco Isola, le cui opere sono esposte al museo dedicato a Senna, per incontrare Giancarlo Martini, presidente dell'autodromo, e per ritrovare Franco Nunez, grande giornalista innamorato di Siculiana, e l'ex pilota Emanuele Pirro. Linea alla regia per la pubblicità. Ladri in azione a Licata e ignoti malviventi hanno visitato la sede di un'azienda di trasporti in un piazzale di via Palma. I balordi hanno preso di mira i bus di linea parcheggiati nell'area, riuscendo a portare via quasi 100 litri di carburante dai serbatoi. Il gruppo ha utilizzato dei tubi di gomma per prelevare il gasolio, poi la fuga. A fare la scoperta è stato uno dei dipendenti della ditta. Poco prima di iniziare il turno, al responsabile dell'azienda non è rimasto altro che denunciare il furto ai carabinieri di Licata. Al via le indagini per risalire all'identità dei responsabili. Un aiuto potrebbe arrivare da eventuali telecamere nella zona. Raid in Contrada Furiana nelle campagne di Ravanusa. Ignoti malviventi hanno tranciato i tiranti di un vigneto di proprietà di un 74enne. Il danno quantificato è di circa 1.000 euro. Non essendo periodo di vendemmia, il raccolto non ha subito gravi conseguenze. Oggi a Palermo, al Teatro Politeama, la cerimonia inaugurale di Palermo, capitale italiana del volontariato 2025, il servizio dei colleghi di Palermo. Cosa significa essere volontari oggi? È un impegno costante d'amore, perché il volontariato bisogna farlo seriamente. Ecco, le istituzioni supportano il volontariato oggi a Palermo? Diciamo, a volte sì, a volte no. Bisogna farsi strada anche lì, perché ci sono tante cose di cui occuparsi, capisco, mi metto nei panni anche loro. Non sempre è semplice riuscire a pensare a tutti, perché ci sono tante sfaccettature, ci sono tanti ambiti. Il nostro è l'ambito degli ultimi, dei senza tetto, e non sempre è semplice riuscire a pensare per tutti. A proposito di senza tetto, qual è la situazione in città? Attualmente abbiamo più di 100 persone in strada che vivono o su un pezzo di cartone o su una coperta bucherellata. Devo dire che c'è molto disagio, povertà, molta gente che si avvicina a questo mondo, perché ci stiamo rendendo conto che c'è bisogno anche del singolo cittadino che possa fare il suo gesto giornaliero. Noi ci occupiamo di disabilità. Questi ragazzi molto spesso non sono accettati ancora oggi, mentre noi cerchiamo in tutte le maniere di metterli in società. Palermo è capitale vera di attività che guardano alla situazione sociale, che guardano alla sussidiarietà come metodo di lavoro quotidiano tra le istituzioni pubbliche e i soggetti privati, accreditati, soggetti del terzo settore. Quindi si tratta, credo, di un riconoscimento che va a tutto questo grande cuore di questa città, alle sue articolazioni sul territorio del mondo dell'associazionismo e del volontariato, ed è una soddisfazione ovviamente anche per l'amministrazione comunale.
Orgogliosamente Palermo, capitale del volontariato, un lavoro che abbiamo messo a sistema insieme alla grande e diffusa rete del volontariato e del terzo settore. Il nostro progetto si è aggiudicato il titolo, il passaggio del testimone qualche mese fa dal Comune di Trento. Oggi qui declineremo e delineeremo il programma e sempre di più. Le politiche sociali, le attività sociali e i servizi hanno bisogno non solo della grande rete del volontariato, ma anche della qualità dei servizi che insieme costituiscono la qualità della vita di chi ha bisogno e a cui rendiamo servizi. Siamo molto contenti, siamo molto entusiasti di questa bella giornata e soprattutto di condividerla col mondo del volontariato. Il volontariato si unisce per portare avanti valori importanti come costituzione e innovazione. Ad Agrigento venerdì prossimo 28 marzo su iniziativa della Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale e del Rotary Club di Agrigento al Teatro Pirandello dalle ore 9 in poi si svolgerà un convegno sul tema Storia della medicina ad Agrigento tra passato e futuro. Interverrà tra gli altri l'ex ministro Calogero Marrino. Sarà conferita inoltre la benemerenza civica al professor Adelfio Cardinale. Passiamo alle notizie che interessano lo sport. Si è corsa ieri la mezza maratona della Concordia, che nell'anno di Agrigento, capitale italiana della cultura, è giunta alla 21esima edizione, che ha visto oltre 1000 partecipanti, nonostante la giornata uggiosa, la partenza e l'arrivo al lungomare Falcone Borsellino, quindi l'attraversamento della Valle dei Templi. Il bilancio fatto dall'organizzatore della manifestazione, Antonio Calamita. Oltre 1000 partecipanti, ci sono anche i vigili del fuoco qui ad Agrigento a partecipare alla mezza maratona. Sì, anche quest'anno ospitiamo all'interno del nostro gruppo, della nostra mezza maratona, il 23esimo campionato nazionale dei vigili del fuoco. È il terzo anno che sono con noi e noi ci fa piacere che i vigili del fuoco ci onorano la loro presenza. Abbiamo oltre 1000 iscritti e 1000 partecipanti. In questa giornata di sole riscalda gli animi e riscalda anche i nostri runner che con tanta dedizione e fatica affronteranno questa gara che ha la bellezza di attraversare la Valle dei Templi grazie al permesso, all'autorizzazione dell'ente parco. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i clienti che sono con noi e le forze dell'ordine che controllano il territorio. Vai. Il Castrum Favara perde in trasferta con il Forte Siracusa per 3-1. Il servizio e l'intervista al mister Pietro Infantino, allenatore del Castrum. Oltre ogni variazione di calendario, oltre ogni stravolgimento in classifica, compatti e consapevoli per continuare una corsa che dura da inizio anno e che ora più di prima tutta Siracusa merita di concludere con la gioia più grande. È la prima di 6 finali, da qui alla fine 540 minuti di battaglie. Amiche e amici di Siracusa TV, un saluto da Matteo D'Aquila e benvenuti allo stadio Nicola De Simone per Siracusa Castrum Favara, gara valida per la 28esima giornata del girone I di Serie D 2024-2025. Via, si parte, inizia Siracusa Castrum Favara. Andrea Russotto pronto sul punto di battuta, sarà lui a metterla al centro con il destro. Parte il tocco corto e uno schema, Pistolesi ci prova di prima, non riesce a colpire, vince il duello aereo con il numero 9 Varela e
e allora Maggio alza il campanile, può stoppare Convitto, è buono il suo controllo con il destro, va in 1 contro 1, raddoppiato Convitto, prova la magia, entra in aria Convitto, pallone finisce alto ma buona l'iniziativa, 1 contro 1 con Pistolesi che gli ruba il pallone, ma il possesso rimane della Castrum Favara, prova ad andare profondo la piana, vediamo se ci prova il volo, gran tiro del numero 9 Varela e gran parata di Iovino, alle spalle c'è Convitto che apre su Pistolesi, buono il sinistro, Palermo può controllare, Alma, palo, incredibile, ancora Siracusa, Puzzone, vediamo se ci prova, incredibile sfortuna per il Siracusa, Giuliano Alma ha spaccato il palo, bravo Maggio qui a rubare la sfera a un avversario, allora il Siracusa si fa rivedere in avanti, c'è Alma, suggerimento di Russotto, Alma prende spazio per il mancino, Alma, pallone che finisce fuori, Palermo di prima su Baglione, c'è spazio per Traoré, attenzione, entra in aria il pallone che filtra, poi c'è il gol di Varela, il vantaggio incredibile a Siracusa, gioca il Siracusa, segna la Castrum Favara, cambia il risultato alla mezz'ora, Castrum Favara in vantaggio, in barella dopo il duro colpo subito prima, speriamo nulla di grave, in bocca al lupo a Marco Palermo, pronto Melo Limonelli al suo posto, non ce la fa Palermo, cercando magari la deviazione di qualche compagno, si allontana Russotto e allora toccherà proprio ad Alma battere con il sinistro, parte il 21, il pallone che arriva in porta, trova la deviazione di Scuffia, calcio d'angolo, Baldan, lungo per Acquadro, posizione non sua, bravo Acquadro, poi a portare via il pallone di testa c'è Russotto solo, lo serve Acquadro, Russotto, la palla deviata, Convitto, no! Era quasi un rigore in movimento quello di Roberto Convitto, tocco di petto di Palermo che poi va giù, vediamo se l'arbitro fischia, stavolta no per fortuna, e allora può calciare Russotto che preferisce aprire a destra dove c'è Alma, 1 contro 1 di Alma, il pallone sul sinistro, Scuffia, la para in qualche modo, sono passati 38 secondi, il Siracusa subito la prima occasione, 51 sul cronometro, arriva il momento di Maico Candiano, 5 gol fin qui in campionato per il numero 17, diventano 4 dopo l'esclusione dell'Acragas, prende il posto di Andrea Russotto, Sus, l'apertura a sinistra ancora da Convitto che è rimasto lì dopo il calcio d'angolo, Convitto, la grande parata di Scuffia che veramente compie un altro miracolo, con il mancino e il controllo, il rientro sul piede migliore, il cross sul secondo palo, Maggio, la posizione era regolare, era rimasta giù la bandierina, Pistolesi. Bella la palla centrale per Candiano, ha spazio il numero 17, può cercare il destro, Candiano! La pareggia Maico Candiano, è vivo il Siracusa non muore mai, c'è ancora tanto tempo per riprendere questa partita e per rimetterla nei binari giusti, esplode il De Simone, Maico Candiano, finisce la partita di Mimmo Maggio al suo posto, entra Manuel Sarao, gli applausi del De Simone per il capitano, filtrante per Candiano, grande idea di Baldan, Candiano la può mettere al centro, Sarao, il tocco di mano e la palla che finisce fuori un soffio, sempre ispirato quando gioca con il Siracusa, la giocatona la trova qui Candiano che va giù ma c'è regola del vantaggio, attenzione, doppio giallo, rosso e Baglione se ne va sotto la doccia. Tutti a centro area, parte Longo, il pallone per la testa di Sarao che non ci arriva, ancora Longo, può crossare ancora una volta, perde un tempo di gioco, ci prova Longo, la ribalta Siracusa 2, Favara 1, che gran gol di Longo, esplode il De Simone, Siracusa 2, Favara 1, esplode il De Simone. Allora ci informano che non è in vantaggio la Regina. Il raddoppio di Sarao in maniera regolare, c'è spazio per Longo dalla parte opposta, lo vede adesso Candiano, il pallone filtrante in posizione regolare, il controllo di Longo, è la sua partita, Sebastiano Longo, è lui l'uomo della svolta, Siracusa 3, Castrum Favara 1, che gran Siracusa! Senza successo però la formazione ospite perché Pistolesi ruba palla e trasforma ancora una volta l'azione del Siracusa, difensiva e offensiva, c'è spazio per Di Paolo che può andare in 1 contro 1, rientra sul sinistro, Di Paolo! Pallone che finisce fuori, ha provato a partecipare alla festa anche il numero 77, 1, 2,
2 e 3, cala il sipario, il Siracusa vince ancora, continua la sua corsa in testa alla classifica. Il Siracusa è una squadra che non muore mai e l'ha dimostrato ancora una volta. Grande vittoria del Siracusa, sotto di un gol nel primo tempo, la ribalta nella ripresa e continua a correre verso un sogno con la C maiuscola. Da noi di Siracusa TV per oggi è tutto, un saluto da Matteo D'Aquila e alla prossima! No, innanzitutto sapevamo di affrontare una squadra che solo i numeri dichiarano la forza e la qualità che hanno. Stimo moltissimo l'allenatore, un ragazzo che farà strada. Noi venivamo da un periodo che abbiamo fatto tantissimi punti e questa settimana ci è arrivata questa situazione che ci ha un po' penalizzati, ci ha molto penalizzati. Ci siamo ritrovati in una zona che, avendo una squadra molto giovane, ne possiamo anche risentire, però per la prestazione che hanno fatto credo che sono molto molto soddisfatto, perché credo che a Siracusa non è facile giocare, però capisco tante situazioni, capisco il pubblico, capisco i giocatori, perché ho fatto anch'io campionati con grande tensione, con un obiettivo importante. Quando il Siracusa nasconde i palloni per me è una grande soddisfazione per la mia piccola squadra. Credo che Infantino non merita le parolacce verso la mamma, perché è un professionista serio, ha costruito la sua carriera da allenatore a giocatore con serietà, con professionale, con rispetto verso gli altri. Credo che siamo venuti qua per fare la nostra partita, per cercare di prendere punti. Non siamo mercenari o venduti. Venduti a chi? Non capisco questo venduti a chi, quando siamo 27 punti e siamo nei play-out. Questo non capisco, però so che c'è questa voglia capisco, perché io stimo tantissimo parenti a Siracusa, capisco che c'è questa tensione, perché anche Siracusa è stato penalizzato per questo ritiro dell'Agragas e l'ansia magari è diventata nell'ambiente, è diventato insostenibile. Magari oggi non vincere contro una piccola squadra poteva portare un po' di squilibrio nell'ambiente, ma alla lunga il Siracusa se la giocheranno, Regina e Siracusa se la giocheranno fino all'ultima giornata, perché sono due squadre forti. Noi abbiamo fatto la nostra partita, quella di aver fatto una bellissima azione. Abbiamo sbagliato forse 2 o 3 ripartenze sull'unità numerica e con questo Siracusa non puoi sbagliare. Dispiace perché si è andato a vedere l'espulsione di Baglione. Il secondo gol sul calcio d'angolo, quando ci ha dato rimessa, i giocatori del Siracusa hanno detto che era angolo e gli ha dato angolo. Il secondo angolo sulla respinta, però parlare di queste cose contro un Siracusa credo che è un perdita di tempo. Io devo fare complimenti ai miei ragazzi che se la sono giocata, hanno difeso stretto, sapendo che il Siracusa, cambiando uomini con tanta qualità, entrano giocatori freschi, giocatori che sull'1 contro 1 sono forti, facendo il secondo gol riescono magari a avere profondità, avere l'1 contro 1, non avere più il raddoppio perché siamo rimasti in 10. È normale che il Siracusa fa la partita. Non capisco l'ammonizione del mio portiere al primo minuto del secondo tempo. Vediamo ora una panoramica dei risultati di calcio della domenica realizzata dal collega Carmelo Lentini. In Serie D Girone I, impresa della Nissa che sotto di 2 reti con il Sant'Agata ribalta il risultato con un gran gol finale di Riccardo Rotolo. 3-2 il risultato finale. Brutta sconfitta invece per la Castrum Favara in casa del capolista Siracusa, che vanti di 1 rete nel primo tempo, nel secondo si fa rimontare e cede per 3-1. Vince la Regina a San Biase per 0-1, prodezza della San Cataldese che supera la forte Scafatese per 2-0. Ha riposato il Licata e che domenica prossima affronta al Dino Liotta il capolista Siracusa. Mercoledì prossimo invece si recupera la gara Locri-Nuovi Gea. Scendiamo di categoria, in eccellenza continua a distanza la lotta per il salto di categoria tra Athletic Club Palermo e il Città di Gela.
Entrambi hanno vinto senza troppi problemi, la prima per 2-0 con il Don Carlo Misilmeri, la seconda addirittura in casa del San Vito Lo Capo per 1-5. Sinceppe invece l'Unità si sciacca in casa con il Partinica Audace e si ferma sul risultato di 1-1 e si allontana inesorabilmente dalla zona playoff. Adesso il distacco dalla seconda è di 12 punti. In promozione il Gemini frena la corsa dei cugini del Camarat con un pari per 1-1. Ne approfitta il Giarre che così scavalca la stessa compagine camaratese e balza in vetta alla classifica con un punto di vantaggio. Vittoria sofferta dal Casteltermine che supera 2-1 il Villarosa e si allontana dalla zona a rischio. L'Aragona scivola invece a Serra di Falco per 3-2 e perde posizioni in classifica generale. Gemini in piena zona playoff, adesso alla fine del torneo mancano appena 2 giornate. Infine in prima categoria l'Empedoclina spugna il rettangolo di gioco del Don Bosco Mussomeli a conclusione di una gara gagliarda e vinta per 2-3 e così si salva direttamente. Da sottolineare che la compagine marinara ha dovuto giocare in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. La parte del Leone è stata per il tecnico sceso in campo Mariano Cordaro, che è stato anche autore di una doppietta. L'altra rete invece è stata segnata da Agnello. Per il Don Bosco Mussomeli le reti sono state realizzate da Catania e Belfiore. L'Empedoclina è stata seguita a Mussomeli da un buon numero di sostenitori. Termina dunque il torneo di prima categoria con questi esiti finali. La Sommatinese viene promossa in promozione. Barrese, Ganci, Collesano e Don Bosco Mussolini vanno ai play-off. Città di Castellana e Bersitana disputeranno i play-out, mentre il Petralia Soprana retrocede in seconda categoria. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.